Di nuovo in diretta streaming per la finale Under 16 regionale, questa volta femminile. Al mio fianco Massimo Salmaso, consigliere regionale della FIPAV del Veneto, che è tornato a commentare questo big match in ambito femminile dopo la vittoria nella maschile del Volley Treviso. Tutto è pronto quindi per dare libero sfogo a queste due formazioni. Ricordiamo una contro l'altra, l'Imoco Volley Sandonà e il Volley Antea Vicenza. In palio il titolo regionale Under 16 femminile. Massimo, sì, speriamo ci sia un po' più di battaglia, perché oggettivamente la finale maschile è stata davvero un monologo del Volley Treviso, che ha assolutamente meritato, ma il divario tecnico era veramente elevato tra le due squadre e quindi non c'è stata praticamente partita, va detto. Era un po', come avevi detto tu giustamente in apertura di telecronaca, erano un po' i favori della vigilia, quelli per Treviso, che ha confermato di essere squadra assolutamente che speriamo possa a questo punto farsi valere, far valere la nostra regione alle finali nazionali, perché io credo che davvero questi ragazzi abbiano tutti i numeri per poter ben figurare nella kermesse finale che si giocherà ad Alba Adriatica a fine mese, e dove ci sarà anche Chioene e Padova, e la squadra che si classificherà al terzo posto della finale maschile che si sta giocando in questo momento. Invece abbiamo già il risultato della finale del campionato femminile, esatto, dove la Synergy Milano ha vinto per 3-0 sulla VTV di Verona, quindi alle finali nazionali ci va la Synergy di Milano, e queste due squadre che invece sono in campo sono già alle finali nazionali, da una parte Vicenza, dall'altra parte Sandonà. Vediamo, ci sono molte individualità di spicco, specialmente in campo Imoco, che da sempre insomma fucina di grandissimi talenti, e quindi ripeto, speriamo che sia una finale più equilibrata di quella precedente. A brevissimo scopriremo i sestetti che verranno schierati in campo dalle due formazioni. Dicevamo prima una partita senza storia da parte di Treviso, perché comunque è forte anche di un gruppo che ha saputo lavorare bene, lo abbiamo sentito anche dalle parole del coach, che era molto lusingato soprattutto dalla mentalità messa in campo dalla sua formazione. Siamo ancora una volta qui in diretta live dal Palazzetto dello Sport di Colonia Veneta, oggi gremitissimo. Sì, è anche molto rumoroso, sì, dobbiamo dirlo, perché sì, le nostre cuffie oggi sono calde. Sono caldissime. Sì, infatti i supporter sono molti e sono rumorosi. Anche perché sono i supporter alla fine di 4 squadre, quindi poi di fatto si creano una sorta di gemellaggio, per cui bene così, bene così. Esatto, solidarietà tra le squadre maschili e femminili, che ricordiamo oggi sono venute qui a Colonia Veneta per giocarsi un titolo prestigioso, che è il titolo regionale di categoria. Vediamo ora le formazioni fare il loro ingresso. Attenzione, perché le ragazze di Sandonà hanno un qualcosa in mano, sì. Credo che io leggo al rovescio, ma mi pare di leggere auguri mamma, vediamo. Che carine, sì. Auguri mamma, è molto bello. Molto bello. La cornice, molto scenografica. Sì, brave, vediamo se la nostra regia riesce a cogliere ancora meglio. Eccolo qua, bravissimo regista. Auguri mamme, era lo striscione, diciamo così, l'augurio. Sì, oggi 12 maggio, festa della mamma. Un augurio a tutte le mamme che sono anche sintonizzate e stanno vedendo da casa questo big match. Ricordiamo ancora una volta, in finale sono arrivate l'Imoco Volley Sandonà e la Volley Antea Vicenza. A prestissimo potremo svelarvi anche i sestetti che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco. Nel frattempo noi anticipiamo quelli chi sarà la coppia arbitrale, ovvero il primo arbitro Alice Crivellente di Verona e il secondo arbitro Davide Salvanna di Padova. Sul tavolo dei segnapunti Elisa Cappellozza di Rovigo. Ricordiamo anche che al termine di questo match ci saranno le premiazioni di rito, dove verranno anche assegnati i premi degli MVP, che ricordiamo nel match precedente, quindi in campo maschile, è andato a Gabriele Trevisan, giusto Massimo? L'MVP dello scorso match.
Gabriele Trevisan. L'MVP non dovremmo ancora dirlo, ferma lì, non dovremmo ancora dirlo, non sappiamo chi è. Quindi facciamo un rewind. Non sappiamo chi è. Esatto. Non avete mai sentito nulla. Esatto. No, anche perché a parte gli scherzi abbiamo avuto delle indiscrezioni chiaramente, però non è ancora stato ufficializzato, quindi aspettiamo le premiazioni finali per... Le foto di rito di entrambe le squadre sotto la rete. Siamo partiti con Limoco, ora passiamo dall'altra parte del campo con Volley Antea Vicenza. Dicevamo, si tratta di atlete classe 2003 e 2004 pronte a darsi battaglia. Eccole qua, le ragazze di Vicenza inquadrate dalla nostra regia. Allora è tutto pronto, andiamo a conoscere i due sestetti di partenza di questa finale Under 16. Questi invece sono gli arbitri. Il primo arbitro è Alice Crivellente del comitato territoriale di Verona, il secondo arbitro è Davide Salvan del comitato territoriale di Padova, il segnapunti è Elisa Cappellozza del comitato territoriale di Rovigo. Eccoli qua. Vedremo quale delle due formazioni verrà svelato per prima, è questione di istanti. La scalata del primo arbitro. Andiamo con il Volley Antea Vicenza. Con il numero 3 Nicole Del Federico, con il numero 5 Emma Marostegan, con il numero 7 Silvia Cestaro, con il numero 9 Giulia Dainese, con il numero 10 Matilde Fiocchi, con il numero 12 Emma Quaglio, che è anche il capitano della formazione vicentina. In panchina il primo allenatore Roberto Checchin. Questa è la formazione del Volley Antea Vicenza. Andiamo quindi al Limoco Volley San Donà con il numero 7 Marina Giacomello, con il numero 9 Giulia Marconato, con il numero 10 Ese Cedera Blessing, con il numero 14 Matilde Comunello, con il numero 16 il capitano Aurora Zorzetto, con il numero 17 Katial Eckel, il libero è il numero 11 Francesca Fioretti, in panchina l'allenatore Stefano Gregoris. Quindi queste sono le due formazioni che si daranno battaglia sin dal primo minuto di gioco in questa finalissima che, ricordiamo, assegnerà il titolo di campione regionale Under 16 femminile. Vediamo chi batte, vediamo il pallone, chi ha vinto il sorteggio. Mi pare di vedere Vicenza che si sta schierando. Esattamente. Sì. Frastuono davvero infernale oggi, cara Romina. I nostri timpani sono messi a dura prova. La numero 3 Nicole Del Federico. Sì, il match appunto si aprirà con il servizio del Volley Antea Vicenza. Riceve comodo Limoco San Donà, che va subito a segno e mette a terra il primo punto facile. Va poi al servizio con Katia Eckel. Subito un'apertura in posto 4 di Eze Blessing per la numero 16 Aurora Zorzetto. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà Vicenza. Ricostruisce il gioco Limoco. Attenzione all'apertura per l'attacco di Marina Giacomello. L'appoggio di Vicenza. Palla nella metà campo della San Donà che va a segno con Giulia Marconato. Buon lavoro del Limoco nella fase della ricostruzione del gioco, con l'ottimo appoggio per poi l'attacco vincente di Marconato. Al servizio ancora Katia Eckel.
4-0 il punteggio in questo primo set. Tiene in ricezione Vicenza, l'attacco dal centro seppur sporcato, risponde Sandonà e lo fa con Aurora Zorzetto che va a segno. Si palla che tocca le mani del muro e poi tocca l'asticella che delimita la rete, e quindi terzo punto per Sandonà, 3-0 in questo avvio di primo set. Ancora Eckel al servizio, tiene in ricezione Vicenza anche se con qualche difficoltà, può solo appoggiare spalle a rete. Tocca ora a Sandonà a fare la parte del leone, ricostruisce il gioco e l'ottima palleggio di prima intenzione di Blessing che mette a terra la palla del 4-0. Parziale pesante per il Vicenza che si trova subito in affanno in questo avvio di gara. Sì, il servizio di Katia Eckel sta mettendo davvero in difficoltà la ricezione di Vicenza. Vediamo se sarà una pausa temporanea o seppur i problemi di Vicenza siano diversi. L'attacco di Giulia Dainese in pallonetto, il contrattacco, ma c'è il bel muro al centro della numero 10 Matilde Fiocchi che regala il primo punto a Vicenza, 1-4. Sì, buona la lettura del muro da parte della formazione berica che va ora al servizio con la numero 9 Giulia Dainese. Tiene in ricezione Sandonà, buono l'attacco di Giulia Marconato. Sì, dobbiamo dire che a livello fisico, almeno la prima impressione è che Sandonà davvero abbia una quantità di centimetri decisamente superiore rispetto a Vicenza, questo ne diamo atto. Questo è un dato di fatto. 5-1 Sandonà, primo set, finale regionale. Ancora problemi in ricezione per Vicenza, arriva l'ace di Blessing e Zek Cedera. 6-1. Si trova subito a rincorrere la formazione diretta da Roberto Checchin che sta dimostrando di avere dei grossi problemi in seconda linea, almeno per questo avvio di gara. Ancora a cercare Giulia Dainese, questa volta riceve bene. Costruisce il gioco Sandonà, forza l'attacco e lo fa con Marina Giacomello. Ottimo l'attacco della formazione diretta da Stefano Gregoris e c'è il primo time out del match chiamato dalla panchina vicentina. Roberto Checchin lo dobbiamo ricordare, libero di Serie A molti anni a Padova, poi a Cuneo, a Ferrara, insomma un passato illustre per uno di quelli che è stato uno dei primi liberi in realtà, perché il libero, sapete, è stato introdotto alla fine degli anni 90 più o meno, all'inizio del millennio, del terzo millennio, e quindi Checchin è stato uno dei primi liberi che si è specializzato in questo nuovo ruolo, lo ricordiamo sempre con grande piacere, un atleta molto molto serio, tra l'altro molto molto bravo tecnicamente. Al servizio Sandonà e va subito a segno con il suo palleggiatore. Giulia Dainese presa di mira dalla battuta di Sandonà, è il secondo ace diretto sulla numero 9 di Vicenza che regala così l'8° punto a Sandonà, 8-1. Ancora Ezel Blessing al servizio, ancora a mettere in difficoltà la seconda linea vicentina, c'è ora l'appoggio di Sandonà che va a forzare l'attacco con la sua capitana. Oh mamma, palla che scappa in campo Vicenza. Ancora Vicenza che prova a giocare sulle mani del muro avversario. Tocca ora a Sandonà a fare la parte del leone con Marina Giacomello. Risponde Vicenza a cercare l'angolino di campo, ma di fatto la palla è abbondantemente out. 9-1. È una rotazione che sta facendo male a Vicenza. Nel frattempo vediamo un cambio nelle fila
difesa della Antea Vicenza. Entra in campo Letizia Morbin, probabilmente per dare maggiore sicurezza alla ricezione. Vedremo se il cambio sortirà quanto sperato da mister Chechin. Tiene in ricezione Vicenza, arriva l'attacco, la ricostruzione del gioco del San Donà, che va ancora a forzare l'attacco con la sua capitana Aurora Zorzetto, che va a segno. Parziale pesantissimo. Auspicavamo un maggiore equilibrio, ma dalle prime battute sembra che anche questa finale femminile di Under 16 abbia una padrona, almeno per ora chiaramente, perché sì, non può succedere, però non ci sbilanciamo molto, ma insomma i primi segnali sono abbastanza precisi. 10-1. Il parziale è abbondantemente ad appannaggio San Donà. Sì, che continua a imperversare. Ora il primo tempo in pallonetto, difende bene Vicenza, ancora San Donà con S Blessing in posto 2, l'attacco out questa volta, è un primo errore di Marina Giacomello. Secondo punto Vicenza, che va ora al servizio con Emma Marostegan. Tiene in ricezione San Donà, l'attacco dal centro, ottima scelta per Giulia Marconato. 11-2. Ecco che rivediamo, perfetta l'intesa Blessing Marconato in primo tempo. 11° punto San Donà. Al servizio il capitano dell'Imoco Volley, Aurora Zorzetto. Ancora problemi per la seconda linea vicentina, questa volta anche il libero di San Donà non fa meglio. Arriva però l'attacco vincente con questo tocco a muro che vale il 12° punto dell'Imoco Volley San Donà, che torna in battuta con il suo capitano Aurora Zorzetto. Tiene in ricezione Vicenza, seppur molto grosse difficoltà ancora. ravvicinata a rete, di fatto rende difficile poi la ricostruzione del gioco da parte del palleggiatore vicentino. Sì, Vicenza non riesce a giocare perché non riceve semplicemente. Sembra banale come affermazione, ma nella pallavolo se non riesci a ricevere non puoi in nessun modo giocare. Già, soprattutto se dall'altra parte della rete hai una squadra come San Donà che sta spingendo molto. Arriva però un punticino in casa Vicenza, 13-3. Silvia Cestaro, ecco che la rivediamo da posto 4, una bella azione, finalmente una buona ricezione che ha messo nelle condizioni migliori Nicole Del Federico per preparare questo attacco di posto 4, chiuso in maniera vincente da Silvia Cestaro. 3-13, primo set, finale regionale Under 16 femminile. C'è l'Ace, no, la palla è fuori. Ci ha provato Matilde Fiocchi, ma di fatto la palla è uscita dal perimetro di gioco. 14° punto, Imoco Volley San Donà, che va ora al servizio con Giulia Marconato. Spinge ancora San Donà al servizio, attenzione, tocca ora Vicenza con questa palletta di Silvia Cestaro. Spinge San Donà, vediamo se sì, palla ancora in gioco, l'appoggio di Vicenza. San Donà ha tutto il tempo di ricostruire dalla seconda linea. Ottima la scelta del palleggiatore del San Donà. Tocca ora a Matilde Comunello. Vicenza ci prova, ma trova la strada serrata a rete. 15° punto Imoco Volley, 15-3. Parziale pesantissimo per la formazione diretta da Roberto Chechin. Però almeno abbiamo visto una bella azione, Romina, con degli scambi, perché altrimenti... Questo va detto. Sì, la prima azione in cui il pallone è rimasto in aria per più di 30 secondi e quindi questo va sicuramente a favore dello spettacolo. San Donà al servizio cerca l'Ace, Giulia Marconato, ma di fatto la palla esce dal perimetro di gioco, regalando così il 4° punto all'Antea Vicenza, che va ora al servizio con Silvia Cestaro. Ancora un errore. Ancora un
errore al servizio. 16-4 il punteggio in questo primo set. Al servizio Marina Giacomello per l'Imoco Volley Sandonà. Tiene in ricezione Vicenza. Attenzione ora all'attacco di Letizia Morbin. 17° punto di Imoco Volley Sandonà, che va ora al servizio con Marina Giacomello. Palla attaccata da rete, ricostruisce il gioco Sandonà e ora spinge forte con Matilde Comunello, dotata di una grande elevazione. Ci prova ora Marina Comunello e la palla è out. Sì, erroraccio al servizio, imbattuta scusate, di Vicenza, che regala così il 18° punto all'Imoco Volley. C'è un nuovo time out chiesto dalla panchina berica. Noi andiamo a sentire la panchina dell'Imoco Volley Sandonà. Che avete potuto sentire del coach dell'Imoco Volley Sandonà, Stefano Gregoris, squadra è pronta a rientrare in campo. Ricordiamo il parziale in questo primo set, 18-4. È ampio il divario tra le due formazioni, con l'Imoco Volley Sandonà a fare la parte del leone in questo match. Cerca l'ace, ma la palla è out. Quinto punto Vicenza, che va ora al servizio con la sua capitana Emma Quaglio. Qualche problemino in ricezione anche per Sandonà, che è costretta ad appoggiare. C'è stato tutto il tempo di ricostruire l'attacco dal centro. Ora Blessing chiama in causa Marina Giacomello. La palla è out, punto Vicenza, 18-6. Meno male che Vicenza, che anche Sandonà sbaglia ogni tanto, perché altrimenti il parziale sarebbe ancora più pesante, sì. In questo momento c'è molta differenza in campo. Ancora qualche problema in ricezione per Sandonà. Vedremo ora la risposta di Vicenza. Ma c'è questo muro imperiale. Katia Eckel. Sì, diciamo che Sandonà fino a questo momento ha messo a segno già 4 muri vincenti, 4 muri punti. Ecco che rivediamo, ha questa grande capacità comunque di rimediare anche alle situazioni non ideali con il muro, fondamentale, che chiaramente è importantissimo in fase break. 19-6 Moco. Al servizio, come avete visto, risponde Vicenza con questa palla di Letizia Morbin dalla seconda linea, spinge Sandonà e lo fa con Matilde Comunello, che mette a terra la palla del 26. Al di là dei valori tecnici, mi sembra quasi che Vicenza in questo primo set sia intimorita, Romina. Mi sembrano, adesso hanno paura anche di attaccare, perché alcuni muri li hanno presi veramente pesanti. Intanto c'è un cambio credo in cabina di regia, esce il numero 3 Nicole Del Federico, dentro il numero 15 Martina Giudice, cambio in palleggio, cerca di fare qualcosa Roberto Checchin per quantomeno limitare i danni, perché il set è chiaramente compromesso sul 20-6. Vero che tutto può succedere nella pallavolo, ma insomma avrebbe del clamoroso evidentemente. Al servizio Sandonà, batte bene. C'è questo tentativo di tenere in piedi l'azione da parte di Vicenza, che ora ricostruisce il gioco, attacca con Letizia Morbin, questa palla che cade a terra su 4 metri. 21-6, è dilagante ormai il divario tra le due formazioni. Ancora Sandonà al servizio con Matilde Comunello.
Ancora problemi in ricezione per Vicenza. Prova con questa palla Eccola lì. staccata. Vabbè, qualche colpo ce l'ha. Matilde Fiocchi tiene comunque alta la bandiera, ci prova, giocando sulle mani del muro. Al servizio Martina Giudice. Tiene in ricezione Sandonà, pesta sull'acceleratore con Aurora Zorzetto, la capitana che mette a terra la palla del 22-7. Ancora Sandonà al servizio, questa volta in battuta Katia Eckel. Forza al servizio Sandonà, palla staccata da rete per Vicenza che trova comunque un varco per questa diagonale. Ricostruisce il gioco Vicenza, attenzione all'attacco da posto 2, gioca sulle mani del muro. Sandonà ha la possibilità di chiudere l'azione, palla ancora in gioco, scambio lunghissimo per quello che siamo abituati a vedere. Blessing appoggia, ricostruisce il gioco Vicenza, buono. La palla è in campo. Emma Marostegan chiude questo scambio, ecco che rivediamo la parte finale, il primo tempo della numero 5 di Vicenza che conquista un bel punto. Va detto che Vicenza ha bisogno chiaramente di trovare un po' di fiducia, quando sei sotto 22-7 chiaramente il morale è sotto i tacchi, quindi punto su punto deve tentare di riprendersi, di rimettersi un po' in careggiata, peccato per il set successivo, però questo è un brutto errore in battuta che vanifica la bella azione precedente. 23-8 il punteggio ad appannaggio del Imoco Volley Sandonà in questo primo set. Ricordiamo finale regionale Under 16 femminile, in campo le formazioni dell'Imoco Volley Sandonà e del Volley Antea Vicenza. Al servizio Eze Blessing, ancora problemi in ricezione per Vicenza. Ne approfitta Sandonà. Aurora Zorzetto sì, che mette a segno la palla che regala il primo set ball. Sono tantissimi, quasi infiniti i set ball di Sandonà sul 24-8. Ancora la palleggiatrice del Sandonà al servizio. Cerca l'Ace, ma la palla è di poco fuori. 24-9. Al servizio Emma Marostegan, 24-9. C'è l'Ace. C'è l'Ace. È arrivato lungo il libero dell'Imoco Volley Sandonà, Francesca Fioretti. Vicenza se non altro sta provando a limitare i danni. Ancora qualche imprecisione in seconda linea per Sandonà. Vicenza all'attacco, ottima la parallela di Silvia Cestaro che manca di centimetri ma non in elevazione, è volata altissimo a prendersi sta palla e bella ha palla, girato un gran colpo in parallela. Parallela, gran palla davvero. 24-11. C'è la palla out che di fatto regala il 25esimo punto all'Imoco Volley che chiude qui il primo set sul parziale di 25-11. A tra poco per il secondo set.
Sandonà, se continuerà a fare o meno la parte del Leone in questo match, così come è stato nella parziale precedente, chiuso ricordiamo con il punteggio di 25-11 al servizio Limoco Volley. E subito a segno, sì. Arriva l'Ace che porta la firma di Matilde Comunello. Sì, diciamo che rientrare in campo dopo un 25-11 non è certo la cosa più semplice, sì. Tra l'altro, Romina, approfittiamo di questo video di set a proposito di figli d'arti, abbiamo visto prima il figlio di Boninfante, poi Cunial, e in questa squadra nell'Imoco non è in campo in questo momento perché il secondo libero della squadra c'è Alice Santuzze, che è figlia di Stefano Santuzze e di Stefania Bottaro, direttore sportivo e segretaria generale della QN Padova, quindi anche questa è una curiosità che vogliamo regalare ai nostri telespettatori. E intanto è arrivato anche il secondo punto dell'Imoco Volley Sandonà, che torna al servizio con Matilde Comunello. 2-0. Nel frattempo vediamo, stanno cercando di mettersi bene in ricezione le ragazze della Volley Antea Vicenza. Anche questo non è un bel segnale, continuano a scambiarsi di posto. E secondo me sta diventando tipo la palla che scotta, nessuno la vuol prendere. Sì. L'attacco con questa diagonale stretta, trova però l'ottima difesa di Sandonà. Vicenza c'è. Brava. Sì. Sicuramente brava Emma Quaglio, la capitana del Volley Vicenza, che è riuscita a trovare un colpo che ha messo in difficoltà la seconda linea del Sandonà. Primo punto in casa Volley Antea, che va al servizio con Silvia Cestaro. Bel servizio, in difficoltà questa volta Sandonà, vediamo se riesce a impattare con l'attacco di Giulia Dainese da posto 4. E poi da seconda linea c'è la palla a terra di Vicenza con Matilde Fiocchi e c'è il 2-2, questa è già una notizia. La prima parità del match. Ecco qua che rivediamo, l'attacco da posto 1, è piuttosto disordinato il muro di Sandonà e quindi ha buon gioco l'opposto di Vicenza. 2-2. Ancora Silvia Cestaro al servizio per la formazione berica. Ancora problemi in ricezione per Sandonà. Il libero sta facendo fatica in questo frangente. E c'è il sorpasso della formazione berica che si porta ora sulla 3-2. Ancora Cestaro al servizio, ancora a spingere. Bella battuta. Ora è Vicenza a ricostruire il gioco, l'attacco da posto 4 che trova però il muro serratissimo di Sandonà. Sì, è una free ball gestita veramente male da Vicenza, perché ancora una volta aveva avuto, vedete, una free ball dove il palleggiatore si è trovato nella situazione di dover alzare in bagger, e questa una gestione certo non ottimale, poteva essere il punto del 4-2 in attacco, invece siamo 3 pari nel secondo set. Al servizio Sandonà. Ci arriva il libero, seppur era lungo in difesa, ma ci arriva anche il Vicenza con questa palla in campo che vale il punto del sorpasso 3-4. Vicenza che va ora al servizio con Emma Quaglio, la capitana della formazione diretta da Roberto Chicchin. Tiene in ricezione Sandonà, seppur con qualche difficoltà. C'è pure l'invasione di Eze Blessing. Sta pasticciando un po' Sandonà in questo inizio di secondo set. Forse un po' di rilassamento dopo quel primo set vinto così facilmente, ci può stare. Nel frattempo Vicenza continua ad andare avanti per la sua strada. 5-3. L'attacco ora di Sandonà, c'è la difesa di Vicenza che apre il gioco per l'attacco di Matilde Fiocchi, che va a segno 3-6. Sì, Vicenza sta trovando molta concretezza in battuta. Il turno in battuta di questo momento di Emma Quaglio sta portando frutti insperati, almeno fino a questo momento. Ancora una bella battuta sul libero. It's a blessing, la 7
Viene ancora controllata da Vicenza il pallonetto di Giulia Dainese. E c'è ora la risposta di forza di Sandonà con Aurora Zorzetto che mette a terra la palla, che vale il 4-6. Al servizio ora la regista dell'Imoco Volley Sandonà, Eze Blessing. 2 lunghezze da recuperare per Sandonà, che ha vinto 25-11 il primo parziale. 4-6 ora sul servizio della propria palleggiatrice. Ricordiamo nella set precedente aveva fatto molto male alla ricezione vicentina. E c'è questa palla che sfila in difesa. Buon lavoro in attacco da parte delle vicentine che mettono a terra la palla del 4-7. Sì, un avvio di secondo set diverso. Vicenza sta prendendo coraggio e Sandonà si è un po' fermata. Vediamo se riuscirà a dare continuità. Fondamentale davvero il servizio. E intanto arriva il primo tempo vincente di Giulia Marconato dell'Imoco Volley Sandonà. Quinto punto per la formazione diretta da Stefano Gregoris, che va ora al servizio con la sua capitana Aurora Zorzetto. E c'è l'Ace che vale il sesto punto per l'Imoco. Si rifà sotto Sandonà, come dicevo, servizio fondamentale in questo momento della partita. Vedremo se forzerà ancora il servizio Zorzetto. Tiene in ricezione Vicenza. E ottimo Bella palla. lavoro a rete con l'attacco vincente di Giulia Dainese. Va detto che anche il palleggiatore vicentino sta lavorando molto bene, mettendo sì. degli ottimi palloni nelle mani dei propri attaccanti. Dainese che dopo un primo set difficile, specialmente in ricezione, sta trovando continuità in attacco, una giocatrice importante per l'Antea, la giocatrice padovana. E c'è ancora un muro, questa volta della numero 10 Matilde Fiocchi, che regala ancora il +3 all'Antea Vicenza. 9-6, rivediamo, palla un po' corta, vedete il pallonetto e rimane lì con le mani ferma, immobile, un bel gesto tecnico. 9-6 Vicenza, ancora Dainese in battuta. Tiene in ricezione Sandonà. C'è questa Gran palla. sì, brava Eze Blessing ad andare a cercare l'attacco di Marina Giacomello. Al servizio ora Giulia Marconato. Ricordiamo il punteggio in questo secondo parziale. 7-9, Antea Vicenza a condurre con 2 lunghezze di vantaggio. Ha cercato l'Ace Sandonà, ma di fatto la palla è uscita dal perimetro di gioco. +3 Vicenza, che si porta ora sul 7-10. Al servizio Emma Marostegan. Tiene in ricezione Sandonà. Eze Blessing che chiama in causa Che difesa bella. l'attacco di Matilde Comunello. Punto Imoco. 8-10. Ed è l'Imoco ad andare al servizio con Marina Giacomello. 2 lunghezze di vantaggio per Vicenza, 10-8. Tiene in ricezione Vicenza, attacca un'ottima palla con Matilde Fiocchi, che però esce dal perimetro di gioco, quindi è punto Imoco. 9-10. Marina Giacomello al servizio per l'Imoco. Qualche problemino in ricezione per Vicenza, che possono appoggiare mamma questo mia, terzo tocco. Eze Blessing di grandissima astuzia. Sì. Va detto, ha guardato bene come erano messe le avversarie in campo e ha spinto laddove potesse creare difficoltà alla difesa. Scelta ottimale ed è arrivato il punteggio il punto del 10 pari.
ricezione di Vicenza, palletta corta, ben difesa, spinge Sandonà, che difesa! Comunello, l'ottima difesa di Vicenza, però c'è la stoccata vincente di Katia Eckel. Beh, devo dire un bello scambio con il grande salvataggio di Silvia Cestaro, mano a terra, poi bravissima Eze Blessing ancora una volta a liberare il proprio centrale e torna in vantaggio Limoco che completa la rimonta e mette la freccia sull'11-10 del secondo set dopo essersi aggiudicata il primo per 25-11. Buon lavoro del palleggiatore vicentino, risponde Sandonà con questa palla corta, però c'è un buon lavoro in difesa di Vicenza che tiene ancora in gioco la palla. Eze Blessing che chiama in causa la seconda linea con la sua capitana. Tocca ora Vicenza con Cestaro. Trova il campo, come se lo trova. Nuova parità, 11-11. Gli applausi di Roberto Checchin che è soddisfatto di come sta interpretando la sua squadra questo secondo set dopo un primo parziale davvero incolore da parte di Vicenza. Ora 11 pari, ma soprattutto gioco e spettacolo in questa finale regionale Under 16. Matilde Fiocchi tiene in ricezione Sandonà che spinge poi a rete. C'è la ricostruzione del gioco del Sandonà che si affida ora a Marina Giacomello. Dovremmo avere forse il replay di questa ultima Katia azione. Eckel, sì, la palla a filo, ecco che rivediamo la difesa lunga di Sandonà e a buon gioco Katia Eckel senza invadere. Tocchettino quel tanto che basta per guadagnare il 12° punto per la propria formazione. 12-11 Moco Volley Sandonà. Al servizio ora Matilde Comunello. Qualche problema in difficoltà per in ricezione per Vicenza, ne approfitta Sandonà che ora ha la rotazione con più centimetri a rete, forse questo dà maggior spessore alla prima linea Brava, della Sandonà. brava ancora Katia Eckel, ottimamente imbeccata da Eze Blessing. 13-11 il punteggio. Ci prova in qualche modo Vicenza con questa palla staccata da rete. Sandonà tutto il tempo per ricostruire ed andare a segno con la sua capitana Aurora Zorzetto che allunga il passo. 14-11 c'è il time out chiesto da mister Checchin. Noi andiamo a sentire le panchine, questa volta della formazione del Volley Antea Vicenza. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto da mister Checchin. Ricordiamo il punteggio in questo secondo parziale 14-11 ad appannaggio dell'Imoco Volley Sandonà che ricordiamo si è aggiudicata anche il primo set con il parziale di 25-11. Al servizio Matilde Comunello. Cerca Leis, ma ha rifatto la palla, è abbondantemente out. 12° punto Antea Vicenza che va ora al servizio con Silvia Cestaro. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà Sandonà e arriva Leis del Volley Antea Vicenza che si porta ora sul 14-13. Attenzione perché il turno in battuta di Cestaro, già l'abbiamo visto anche prima, è capace di mettere in seria difficoltà la seconda linea del Sandonà. Ancora qualche problema per il libero della formazione trevigiana. Costruisce il gioco Vicenza che trova però la strada serrata a Muro con l'ottimo Muro a firma Eckel, se non ho visto male. Sì, è proprio la centrale dell'Imoco Volley Sandonà che va ora al servizio.
punteggio. Tiene in ricezione Vicenza, ad una mano la palleggiatrice. Calcio di rigore per As a Blessing che va a segno. 16-13. Pensa che per la palleggiatrice di San Donà il 7° punto personale, che è un dato già molto importante in un 7,5 per una palleggiatrice. Decisamente. Ancora Ethel al servizio. Palla abbondantemente staccata da rete per Vicenza. Blessing che apre il gioco per la sua capitana. Costruisce il gioco Vicenza. Ancora palla staccata, questa Dainese. volta sia Dainese che va a segno. 16-14 il punteggio con l'Imoco Volley a condurre con 2 lunghezze di vantaggio. Al servizio ora il volley andrà a Vicenza con Emma Quaglio. Tiene in ricezione Sandonà, va all'attacco con Giulia Marconato, scelta vincente. 17° punto Sandonà. Al servizio con la sua regista As a Blessing. Ci prova a mettere il pugnetto la palleggiatrice vicentina, ma in questo momento è Sandonà che sta spingendo forte, lo fa con la sua capitana Aurora Zorzetto. 18° punto Imoco Volley Sandonà. Ha ripreso decisamente fiducia la squadra di Gregoris dopo un passaggio un po' a vuoto in avvio di secondo set. Brava Vicenza in battuta, ora è un po', mi sembrano ancora un po' sfiduciate le giocatrici vicentini, con As a Blessing sempre molto molto ficcante in battuta. Eccola ancora una volta, infatti. E qui c'è l'erroraccio. Ogni tanto sono quegli errori che fanno bene anche al morale dal punto di vista del Volley Vicenza. Qui Aurora Zorzetto che anziché chiudere un facile pallone lo va a tirare praticamente fuori, regalando così il punto numero 15 per Vicenza. 15-18. Che è andata ora al servizio, attenzione l'ottimo muro del volley Antea Vicenza che porta la firma di Emma Marostegan, se non erro. Dovremmo avere il replay, o forse Matilde Fiocchi. Fiocchi. Il rallenti in questo caso ci aiuta. 18-16 il punteggio, Vicenza ancora lì. Sandonà ora spinge a rete, lo fa egregiamente con la sua capitana. 19° punto Imoco Volley Sandonà. Aurora Zorzetto al servizio. 19-16 il parziale in questo secondo set. Ancora problemi in ricezione per Vicenza. Ace di Zorzetto che mette a terra la palla del 20-16. C'è il time out chiesto dalla panchina vicentina. Noi dovremmo andare con la nostra telecamera a sentire invece l'allenatore della formazione dell'Imoco Volley Sandonà, Stefano Gregoris. Squadre che rientrano in campo dopo il break chiesto da coach Chechin. Guardiamo il punteggio in questo secondo set. 20-16 a condurre i giochi è la formazione diretta da Stefano Gregoris. Ora al servizio con Aurora Zorzetto. Ancora problemi di ricezione per Vicenza. La palla si ferma nella propria metà campo.
21-16, attenzione, cambio nelle file del Vicenza, sta per fare il suo ingresso la numero 11 Letizia Morbin, chiamata a dare il cambio a Giulia Dainese. Più 5 per Sandonà, 21-16, sta volando la squadra di Gregorsi anche a questo secondo set. C'è il terzo ace, anzi quarto personale per Aurora Zorzetto. A questo punto per lei sono 14 punti personali, è la miglior marcatrice della partita fino a questo momento, la capitana dell'Imoco, che ora ha 6 lunghezze di vantaggio in questo secondo set. Ricordo, primo parziale 25-11 Imoco, ora 22-16 per la squadra veneziana. Ancora Zorzetto al servizio, Vicenza cerca di tenere in piedi l'azione, ma c'è il muro out che conquista, quindi Vicenza conquista il punto con Matilde Fiocchi. 22-17 al servizio ora Letizia Morbin. Bella battuta, Ricezione abbondante, Vicenza ha la possibilità però di costruire il gioco facile e lo fa con Matilde Fiocchi, che ha giocato bene sulle mani del muro avversario. Brava anche Nicole Del Federico, la palleggiatrice di Vicenza, un bel palleggio dietro, una bella palla a filo rete, bella azione. Meno 4 ora Vicenza, 18-22, tenta il rimontone la squadra di Vicenza, ma sbaglia completamente il servizio, regalando così il 23esimo punto all'Imoco Volley Sandonà, che va ora al servizio con Giulia Marconato. 23-18, volata finale in questo secondo set. Spinge Marconato al servizio, ci prova Vicenza a tenere in piedi l'azione. Eze Blessing ora chiama in causa l'attacco di Matilde Comunello. C'è il punto dell'Antea Volley Vicenza, che va a prendersi così il 19esimo punto di questo secondo set. 23-19, nel frattempo abbiamo visto il replay di quest'ultima azione. Vicenza comunque c'è in questo secondo set, va detto, un secondo set comunque più spettacolare, con più equilibrio, nonostante i 4 punti ora dell'Imoco, ma rispetto al primo sicuramente si è visto più gioco. Tiene in ricezione Sandonà, It's a Blessing, tiene la palla un po' troppo appiccicata a rete, rendendola irrigiocabile. E c'è il time out chiesto dalla panchina del Sandonà sulla 23-20. Noi non dovremmo avere, non vedo le telecamere vicino alla panchina, quindi ne approfittiamo per continuare noi con la cronaca del match. Dicevamo, rispetto ad un primo set a solo appannaggio dell'Imoco Volley Sandonà, questo secondo set è decisamente più equilibrato, data la maggiore continuità espressa in campo dalla formazione diretta da Roberto Quicchin. Dopo il time out chiesto dalla panchina dell'Imoco Volley Sandonà, è Vicenza ad andare al servizio con Emma Marostegan. The Blessing cerca l'imbeccata con Katia Ed. Attenzione perché è a meno 2 Vicenza, 21-23. Ed è l'errore fotocopia dell'azione precedente, tra l'altro. 23-21, attenzione, Vicenza si rifà sotto con Emma Marostegan, tiene in ricezione Sandonà. Pallone che scotta ora, attenzione, una bella palla in contrattacco. Cestaro staccata da rete, c'è la difesa di Sandonà che spinge questa volta con Matilde Comunello, brava lei a giocare sulle mani del muro avversario. 24esimo punto Sandonà, 21 Vicenza. Sandonà ora ha una ghiotta possibilità, ovvero quella di chiudere qui il set.
24-21 il parziale al servizio Marina Giacomello e arriva l'Eis che di fatto chiude qui il secondo set sul punteggio di 25-21. Ora è Sandonà a condurre con 2-7-0. A tra poco per il terzo set. Questa cavalcata, c'è pur sempre da dire che comunque Vicenza nel set precedente ha dato del gran filo da torcere alla formazione in diretta da Stefano Gregoris, quindi vedremo se le ragazze dirette da Roberto Checchin continueranno nel loro ruolo di insidia nei confronti dell'Imoco Volley Sandonà o meno. Se senti sono entrati in campo, il match si riaprirà con il servizio del volley ante a Vicenza con Matilde Fiocchi. Tiene in ricezione Sandonà, c'è subito l'attacco pesante di Aurora Zorzetto, ancora Sandonà all'attacco con Zorzetto, palla che si impatta sul muro, c'è questo appoggio comodo, però di fatto la palla è out. E il primo punto di questo terzo set va alla formazione vicentina che torna in battuta con Matilde Fiocchi. Tiene in ricezione Sandonà, c'è questo pasticcio un po' a rete con Eze Blessing che chiama in causa il suo centrale, ma tra centrale e laterale non
si intendono e la palla ha rischiato di cadere a terra senza che nessuno la toccasse. Ne approfitta Vicenza che fa il suo e mette a terra la palla del 2-0. Qualche problemino in ricezione per San Donato, tocca ora da Aurora Zorzetto a cercare le mani del muro avversario, ma c'è l'ottimo muro di Vicenza che mette a terra il pallone del 3-0. Un bel parziale questo per l'Antea Volley, che ha iniziato bene questo terzo set. Decisamente, direi. Sì. Tocca ora alla capitana del San Donà prendersi le responsabilità a rete, e lo fa ben amministrando questo colpo, cercando una palla corta che mette in difficoltà la difesa avversaria. Primo punto in Moco Volley che va al servizio con il suo centrale Katia Eckel. Tiene in ricezione Vicenza, tocca ora a Cestaro cercare il lungolinea, ma la palla è out. Ancora Katia Eckel a servizio per San Donà, che si trova ora sotto di una lunghezza 2-3 in questo terzo set. C'è la ricezione di Vicenza, l'attacco dal centro. Adesso c'è l'invasione, se non erro, sì. L'invasione per l'Imoca Volley, che regala così un punticino a Vicenza, che si porta sulla +2. Silvia Cestaro al servizio per Vicenza. Ese Blessing chiama in causa la sua capitana, che gioca egregiamente sulle mani del muro avversario, porta a casa il punto del 3-4. Ese Blessing al servizio, 3-4 il punteggio in questo terzo set. Tiene in ricezione Vicenza, seppur con qualche difficoltà. Ese Blessing chiama in causa l'attacco di Marina Giacomello, che attacca da posto 2. Parità in questo terzo parziale, 4-4 il punteggio. Ricordiamo in palio il titolo regionale Under 16 femminile. E arriva l'ace di Ese Blessing. Sorpasso dell'Imoco Volley San Donà, che si porta sul 5-4. Tiene in ricezione, seppur non pulitissima, Vicenza. Ne approfitta San Donà, che va a segno con Giulia Marconato, la centrale dell'Imoco Volley San Donà, che cerca la mano esterna del muro, mette a terra la palla del 6-4. E arriva l'ace della palleggiatrice dell'Imoco Volley San Donà, che permette ora alla formazione diretta da Stefano Gregoris di portarsi sulla +3. Ancora Eze Blessing al servizio. Palla staccata da rete per Vicenza, che però spinge out questo attacco. 8-4. C'è il time out chiesto dalla panchina vicentina. Andiamo ora con le telecamere a sentire le indicazioni del mister.
Dopo il time out chiesto dalla panchina berica, squadre che rientrano in campo, ricordiamo il punteggio in questo terzo set, 8-4 è Limoco Volley San Donà a condurre il gioco, 4 le lunghezze di vantaggio per la formazione diretta da Stefano Gregoris. Tiene Vicenza, cerca la palla corta, c'è però la buona lettura della difesa del San Donà. Ancora Vicenza in attacco e lo fa con Giulia Dainese. Punto Vicenza, 8-5. Quarto punto personale per Giulia Dainese, ecco che rivediamo, il mani è fuori di ottima fattura. E Vicenza che va ora al servizio con il suo capitano Emma Quaglio. La palla in campo. Ace per la capitana della formazione berica che riporta sotto la sua squadra. E c'è un nuovo ace ancora con Emma Quaglio. 8-7. Attenzione perché è una palla importante per Vicenza questa. Ancora incredibile. Terzo punto diretto per la formazione. Terzo ace di fila. Diretto da Roberto Checchin. Da Quando meno te lo 8-4, aspetti. sì, da 8-4 a 8 pari con 3 ace della propria capitana, la numero 12. Sì, Emma Quaglio sta facendo male per... Ancora? Mamma mia. Sì, è un osso duro per la seconda linea del San Donà. Attenzione ora Vicenza Dainese. che cavalca l'onda con Giulia Dainese. C'è il sorpasso della formazione vicentina. 8-9. Mai dare nulla per scontato, questo ce lo insegna Vicenza. No. Anche perché già nel secondo set si è avvicinata moltissimo, quindi 25-21 finale è stato davvero sudato per San Donà, ed ora ancora questo turno in battuta veramente sta facendo dei grossi danni. Sì, c'è ora l'appoggio della Free capitana ball. Trevigiana. Attenzione ora l'attacco di Dainese. Questa volta sbaglia completamente. Out. Brutto errore per Giulia Dainese. Peccato perché era una free ball, era ancora una bella possibilità per... 9 pari. Colpisce male, praticamente senza rincorsa, arriva sotto la palla, vedete, salta con grande anticipo, la palla gli muore un po' in mano. 9-9. Tiene in ricezione Vicenza e c'è l'ottima scelta della palleggiatrice della formazione berica che di prima intenzione va a cogliere impreparate le atlete del Limoco Volley San Donà che rimangono in piedi. Ancora Vicenza al servizio, questa volta con Nicole del Federico. Ricezione abbondante, ne approfitta Vicenza per ben 2 volte. Sì. 9-11, attenzione perché Vicenza non vuole certo rimanere lì a guardare, lo sta dimostrando. Sì. San Donà sta avendo un brusco calo in ricezione, Romina, soprattutto mi sembra, perché è proprio lì che arrivano i principali problemi. Vediamo se Gregoris porterà qualche modifica. Forse. Vediamo. Ancora Vicenza al servizio e ancora un ace. Incredibile. Intanto Gregoris chiama time out per cercare di arginare questa cavalcata trionfale della Volley Antea Vicenza, che si è portata nel giro di pochissimo a condurre il gioco ora con un divario importante. 9-12 il punteggio in questo terzo set, vedremo se Giorgetto e compagne ritorneranno caricate in campo e sicuramente più precise in seconda linea, perché è lì che stanno soffrendo di più.
Eh sì, la battuta di Vicenza davvero che non ti aspetti in questo terzo set, sono 6 ace pensate di questo terzo set per la squadra di Roberto Checchin, davvero tantissimi, è sicuramente merito di Vicenza, ma allo stesso modo credo un po' di deconcentrazione tra le ricettrici di San Donà, perché altrimenti non si spiegherebbe. Al servizio Vicenza risponde ora San Donà con questa palla out di Marina Giacomello. 9-13, ancora Vicenza a condurre. Il parziale comincia a farsi interessante ora per Vicenza. San Donà dovrà di nuovo tirare fuori le unghie così come ha fatto nel secondo set se vuole rimettere in carreggiata questo set, perché Vicenza comincia veramente a crederci. Questo servizio ancora una volta, vedete i problemi per la ricezione di San Donà. Adesso San Donà ha la possibilità di ricostruire il gioco e finalizzarlo al meglio, e lo fa con questo primo tempo vincente di Giulia Marconato. Bella palla. 10-13. Bella palla, la rivediamo con questa bellissima immagine dal basso del nostro Renato Sandel, cameraman di bordo campo, e ci ha fatto rivedere questo bel primo tempo di San Donà con una prospettiva davvero interessante. 10-13 sul servizio di San Donà. Ora San Donà al servizio, arriva però l'errore di Marconato, che regala così il 14° punto a Vicenza. 10-14 al servizio Giulia Dainese. Tiene Zorzetto in ricezione, The Blessing chiama in causa Eckel. Oh mamma, C'è questa invasione, sì, sotto rete. e 4 tocchi 4 anche. tocchi. Hanno pasticciato un po' in quest'ultima azione. Sì, non era una palla difficilissima da gestire, anzi forse è più demerito di Vicenza questa gestione di questa palla che merito dell'Imoco. Imoco che va a segno con Marina Giacomello. Marina Giacomello che mette a terra il 12° punto. 12-14, ancora San Donà di inseguire sotto di 2 lunghezze. Pasticcia un po' Vicenza in questo frangente e San Donà ne approfitta. E lo fa con Matilde Comunello. 13-14, San Donà che sta rialzando la testa. E Leis, palla in campo con Marina Giacomello. Romina, quanto sta decidendo la battuta questo set? Infatti lo stavo dicendo anch'io, veramente da entrambe le parti sì, ha sì, fatto la differenza, sì, in momenti che sembravano cruciali. E ora siamo a 14 pari però. Annullato tutto il vantaggio, attenzione al muro, molto bello di Matilde Comunello che regala il +1 all'Imoco, 15-14. E ancora una volta al servizio, ma c'è il time out chiesto dalla panchina vicentina. È sicuramente una fase importante questa del set, ma anche del match, perché qui San Donà deve decidere se vuole chiudere la partita in fretta o se lasciare un varco alle sue avversarie. Mi dà l'impressione un po' San Donà questa sera che quando sente un po' il puzza di bruciato poi improvvisamente si desta. Anche nel set precedente aveva 3-4 punti da recuperare, lo ha fatto, lo sta facendo in questo terzo set. Però va dato merito a Vicenza, che anche qui abbiamo detto gran favorita della vigilia prima Treviso con Padova, ma certamente favorita della vigilia San Donà sull'Antea, e bisogna dare atto alla squadra di Roberto Checchin dopo un primo set piuttosto difficile comunque di essere in campo, di giocarsela alla pari per lunghi tratti. Squadra in campo dopo il time out chiesto dalla panchina vicentina. Al servizio l'Imoco Volley San Donà. 15-14 il punteggio. Tiene in ricezione Vicenza. Attenzione ora a Cestaro. La palla non è passata. Esatto. 16° punto Imoco Volley San
Sandonà +2 in questo terzo set. Tiene in ricezione Vicenza, aia, un errore in ricezione, si è di fatto rivelato un punto per la formazione vicentina. Il punto è del libero Giulia Ostuzzi. Ebbene sì. Volley Vicenza al servizio con Emma Marostegan. Tocca ora a Sandonà forzare in attacco e lo fa egregiamente con Matilde Comunello. No, palla out. Aspetta, perché viene... Qui è un tocco rilevato dal secondo arbitro, visto che l'ha indicato il primo. La palla sembrava decisamente fuori, ma erano un po' di questo avviso, sia quelli di Sandonà che l'hanno vista fuori che quella di... però sono gli arbitri che decidono, quindi il punto numero 17 va a Limoco. Limoco che va ora al servizio con Matilde Comunello, cerca la ricezione del libero vicentino e ora è Silvia Cestaro a cercare forse una parallela forzata con questa palla che esce. Attenzione perché c'è un cambio nelle fila di Vicenza, cambia il palleggio, entra in campo Martina Giudice per Nicole Del Federico. 18-15 il punteggio, +3 Limoco, ora al servizio con Matilde Comunello e arriva Leis. Sì, decisamente il servizio decisivo in questo terzo set, +4, un parziale importante. Eravamo 14-10 per l'Antea e ora siamo 19-15 per Limoco, che ha decisamente ingranato la marcia che potrebbe portare le ragazze di Gregori a cucirsi sul petto il titolo regionale e di partire così per le finali nazionali con questo grande riconoscimento. E speriamo che chiaramente tutte le nostre 3 squadre che ci rappresenteranno, ricordo la Synergy di Milano, l'Antea Vicenza e chiaramente Limoco, che in ogni caso saranno le 3 squadre venete che rappresenteranno la nostra regione alle finali nazionali. E nel frattempo Vicenza tira fuori dal cilindro quest'ottima palla di Silvia Cestaro. 16° punto Vicenza, che si porta ora sulla -3. Al servizio Matilde Fiocchi. Qualche problemino in ricezione per Sandonà, che però trova questa palla dalla seconda linea ben amministrata. C'è l'errore in attacco di Vicenza che vale il 20° punto per Limoco. Un po' fallosa Silvia Cestaro in questa fase della partita, secondo attacco fuori per lei quasi consecutivo, e quindi 20-16 ora per Limoco. Limoco che va ora al servizio con Katia Eckel. Ancora qualche problema in ricezione per Vicenza, può solo appoggiare questo terzo tocco. Sandonà ricostruisce il gioco e forza l'attacco con il suo capitano Aurora Zorzetto, autrice del 21° punto. È il 16° punto personale per la numero 16, la capitana Aurora Zorzetto del Limoco. +5 ora per Limoco Volley, ancora al servizio con Eckel. Attenzione perché questa rotazione ha fatto male alla ricezione vicentina anche nel passato frangente. Tiene in piedi questa azione Vicenza, di prima intenzione The Blessing. E che muro! Ottima lettura a muro dalla formazione trevigiana, non si passa. 22-16. Vediamo di chi è il muro, credo che sia di Giulia Marconato, sì, così è infatti. Il centrale, la numero 9 del Limoco, che chiude il 22° punto per Limoco. Ancora la centrale del Limoco Volley, Sandonà al servizio, e ancora fallosa la ricezione di Vicenza. Tocca ora ad Aurora Zorzetto cercare questa palla corta. 23° punto Sandonà.
Ora sembra avere un po' spento la luce il Vicenza. (23-16). Stiamo avvicinando alla chiusura di set, ma nulla è così scontato. Ricostruisce il gioco Sandonà, pesta sull'acceleratore con la sua capitana che porta a casa il 24esimo punto. Attenzione, match ball, 24-16. Ancora Katia Eckel al servizio. Tiene in ricezione Vicenza, l'appoggio per l'attacco di Cestaro che trova il muro di Sandonà, che ricostruisce il gioco. As a blessing per l'attacco vincente di Giulia Marconato, che mette a terra la palla del 25-16, che vale match e titolo regionale per la formazione diretta da Stefano Gregoris. Con una vittoria netta di 3-7-0, la formazione trevigiana conquista il titolo regionale Under 16 femminile. Noi a brevissimo dovremmo avere qui nella nostra postazione anche le neo campionesse regionali della categoria Under 16 femminile con il loro allenatore Stefano Gregoris. Vedremo se Massimo Salmaso riuscirà a portarle qui ai nostri microfoni. Tanto stiamo vedendo l'esultanza in casa trevigiana per questa ottima partita giocata contro un'avversaria che nel primo set sembrava non essere proprio in partita, scusate il gioco di parole, però di fatto nel secondo e terzo ha venduto a cara la pelle per cercare in tutti i modi di lasciare una speranza ai propri tifosi. Nel frattempo vediamo tutta Limoco Volley Sandonà stretta in cerchio al centrocampo con il proprio allenatore, con lo staff. Sono loro le campionesse regionali. Adesso avremo qui con noi l'allenatore Stefano Gregoris. Eccolo qui. Abbiamo in cuffia, adesso lo possiamo dire, abbiamo in cuffia il coach che è riuscito a portare a casa il titolo regionale con la propria formazione. Limoco Volley Sandonà conquista il titolo. Sentiamo l'esultanza delle sue ragazze dietro. Cosa vuol dire per voi aver conquistato questa vittoria oggi? Era un obiettivo importante, un obiettivo principale dell'annata. È una squadra che sta facendo delle cose incredibili, con degli alti e dei bassi, ma delle cose incredibili. La promozione dalla D alla C, il titolo regionale, e adesso andiamo a divertirci ai nazionali. Esatto, soprattutto in un match che sembrava inizialmente a puro appannaggio vostro, poi anche Vicenza si è rimessa in partita, però di fatto voi con costanza e lucidità siete sempre riusciti ad emergere anche nelle situazioni in cui sembravate soffrire, soprattutto in alcuni frangenti tipo nella ricezione. Ma secondo me il divario del primo set era dovuto un po' all'emozione forse di Vicenza, che aveva sicuramente una qualità maggiore di quella che ha mostrato nel primo set, e ha un nostro gioco molto attento e ordinato. E questa squadra ha sempre fatto così, quando soffre poi riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più, e questa è una caratteristica importante. A chi va detto grazie per questa vittoria? Beh, va detto grazie sicuramente alle ragazze e a tutto lo staff che lavora per loro. Ok, io metto veramente per ultimo, perché dietro a queste squadre qua c'è comunque un'organizzazione societaria e tecnica importante, e ovviamente poi genitori, tutti quelli che collaborano, che le portano in palestra, che veramente, anche se devo dire il grazie più grande va a loro, perché veramente lavorano in modo incredibile, hanno un cuore gigantesco. Noi
congediamo il mister che è riuscito a portare a casa il titolo regionale Under 16 e quindi va a voi un grande in bocca al lupo per le finali nazionali. Crepi il lupo o viva il lupo adesso, Grazie mille, tutto. Arrivederci, vi lasciamo agli festeggiamenti ovviamente. Grazie mille, grazie. Noi a questo punto vediamo se avremo il ritorno in cuffia di Massimo Salmaso. Massimo, vogliamo salutare i nostri... E come no, e diamo l'appuntamento però domenica prossima, ci sono le finali Under 18, grande spettacolo ancora, vi aspettiamo come sempre in diretta streaming, ci saremo ancora per raccontarvi le finali regionali dell'Under 18 maschile. Io chiudo un attimo il computer che proprio impalla la telecamera. 2-3-0, però insomma abbiamo comunque ottime possibilità secondo me per portare queste squadre alle finali nazionali e rappresentare degnamente il Veneto. Grazie. Bene. Romina. Grazie Massimo. Ci vediamo e alla prossima. Ciao ciao ciao.